Alfonso Vassallo, capogruppo dell'MPA al Comune di Agrigento, un impegno del 2013 fatto principalmente di dura opposizione verso la Giunta Zambuto e verso la sua amministrazione, verso il suo lavoro. Assolutamente sì, perché noi critichiamo il fatto che il bilancio preventivo 2013, che è uno strumento programmatico per le sorti del Comune di Agrigento, arrivi in consiglio comunale nel mese di dicembre. Il che è assurdo, perché nel mese di dicembre al massimo dovrebbe arrivare, diciamo, il bilancio consuntivo. Questo strumento non ci permette di programmare quella che deve essere la spesa del comune per attivare quel meccanismo virtuoso che permette a una città di risorgere, e dunque noi faremo dura opposizione, perché questo sistema, che ormai è consolidato ed è stato coniato dal gruppo LMPA chiamato sistema Zambuto, ormai non regge più. Ecco, cosa sarà il vostro lavoro nel 2014? Ma noi cercheremo principalmente di confrontarci anche con gli altri partiti politici per cercare di dare uno strumento programmatico e sorvegliare quelle che sono le spese del Comune. In questo momento si sta discutendo anche su queste famose linee guida che non si capisce bene se sono le prescrizioni al piano particolareggiato oppure sono una pura invenzione degli uffici del Comune, perché sembra che l'intento sia quello di far arricchire qualcuno a discapito della città di Agrigento, perché se noi immaginiamo che sviluppare un'area cosiddetta dai piani particolareggiati sviluppa sì tutta mette in moto un processo di costruzione di nuove abitazioni, di nuovi magazzini commerciali, tutto a discapito del centro storico, perché se potenziamo l'urbanizzazione in aree per la quale non c'è domanda, il centro storico, diciamo, ne morirà, perché la speculazione sul centro storico finisce in un certo senso. Quindi questo comune deve capire cosa vuole fare da grande, perché ormai ed io sono contento che è stato nominato il segretario Sebastiano Piraino quale responsabile della prevenzione della corruzione dentro questo comune, ma diciamo che ancora forse ci sono molte tracce di corruzione all'interno del comune di Agrigento.